Una bambina italiana ha riacquistato l'udito grazie ad un eccezionale intervento eseguito a Lubiana da un'equipe transfrontaliera. Sabato prossimo in Slovacchia il ballottaggio per le presidenziali. Un attivista per i diritti civili sfiderà il vicepresidente della Commissione europea. In Ungheria la Via della Seta è una realtà consolidata e l'Italia, con il porto di Trieste, è una protagonista dell'interscambio di merci. Nuove proteste a Belgrado contro il presidente Vučić. I manifestanti hanno fatto irruzione nella sede della televisione pubblica. A Zagabria allestita la più grande retrospettiva sul futurismo, in mostra opere della prima metà del Novecento, sculture e manifesti pubblicitari. Lei è presente, lei c'è. Quando c'è la musica, lei balla. Grazie è tornata. È questa la frase che più spesso sentiamo ripetere alla mamma Teresa Anna mentre racconta gli ultimi mesi della sua bimba di 5 anni, che sta recuperando giorno dopo giorno un udito dato per perso. A settembre scorso all'ospedale di Lubiana è stata sottoposta all'impianto uditivo del tronco encefalico, un intervento rarissimo. Si contano meno di 150 casi al mondo, svolto da un'equipe internazionale e transfrontaliera. 2 chirurghi sloveni, una italiana, 2 specialisti turchi e 2 ingegneri austriaci. È stata una bellissima nuova avventura, ci confida orgogliosa Saba Battellino, chirurga slovena di lontane origini italiane, che incontriamo nell'ospedale di Lubiana. Ma facciamo un passo indietro. La bimba è nata a Palmanova, in provincia di Udine, 5 anni fa, con una sordità monolaterale. Non sembrava nulla di particolarmente grave. No, grazie Maria, era una bambina normalissima. Ci siamo accorti, insomma, dai normali screening uditivi che si fanno alla nascita, che sentiva poco ad un orecchio. Ci hanno mandato qui al Burlo, ho fatto tutti gli approfondimenti e abbiamo scoperto che aveva un'ipoacusia all'orecchio sinistro, ma ce l'avevamo quasi dimenticati, anche perché lei aveva avuto uno sviluppo normalissimo, iniziava a parlare. Poi la bimba, a 16 mesi, ha contratto una grave otite trasformatasi in meningite che l'ha resa sorda. La malformazione dell'orecchio, già compromesso dalla nascita, ha di fatto causato la sordità all'altro orecchio. La meningite, inoltre, ha debilitato il suo corpo, 2 settimane di coma, 4 mesi di ospedale, ha perso la capacità motoria, non riusciva a mangiare, bere e interagire. Dopo 2 anni di riabilitazione e di buoni risultati, la determinazione a ridarle l'udito. Con un intervento, dicevamo, rarissimo, l'impianto uditivo del tronco encefalico, molto più delicato e complesso di un normale impianto cocleare. Perché al contrario della maggior parte delle perdite uditive nei bambini, che sono dovute ad un danno delle cellule all'interno della coclea, in questo caso qui è stato danneggiato anche il nervo acustico, per cui bisognava scegliere uno strumento che potesse stimolare direttamente la stazione cerebrale successiva al nervo acustico. I dipartimenti di otorinolaringoiatria e audiologia pediatrica dell'IRCS di Trieste e Burlo e dell'ospedale di Lubiana, entrambi centri di riferimento per le rispettive nazioni, entrambi guidati da 2 donne, hanno avviato una sinergia di lavoro transfrontaliero. Fase pre e post intervento è stata affidata al Burro di Trieste, l'operazione vera e propria a Lubiana, dove c'è un'eccellente neurochirurgia pediatrica e terapia intensiva. In Slovenia esiste da decenni una tradizione molto forte nel campo della microchirurgia della parte bassa del cranio e anche una collaborazione decennale tra neurochirurgia e otorinolaringoiatria. A questo va aggiunta una moderna ed eccellente terapia intensiva pediatrica. A 5 giorni dall'operazione, Grazia era già a casa a giocare con i 2 fratellini. Ora un'equipe la sta aiutando a fare passi da gigante e, a pochi mesi dall'intervento, già balla a ritmo di musica. Papà Andrea, sempre al suo fianco, parla della sua esperienza di sanità europea transfrontaliera. Io noto una grande sinergia dal punto di vista medico-sanitario, nel senso che gli ospedali, i medici, gli operatori sanitari hanno tutti dato una grande disponibilità. Se la parte sanitaria va nella giusta direzione, secondo me la burocrazia rimane ancora un ostacolo troppo forte che richiede un ulteriore dispendio di energie da parte delle famiglie per poterla arginare o scavalcare. I 2 dipartimenti hanno avviato nuovi studi transfrontalieri e non possiamo non notare che dietro al legame c'è rispetto, stima, ma anche conoscenza delle reciproche lingue italiano e sloveno. Io credo che sia assolutamente svantaggioso creare dei doppioni per delle situazioni, delle condizioni, delle chirurgie così rare.
È molto più importante creare delle grandi sinergie e puntare molto anche sulla formazione transfrontaliera. Questo è un esempio di Europa che unisce pazienti ma anche medici sulla base della costruzione di una fiducia comune sociale, economica e culturale. Abbracci e lacrime, mogli e madri degli uomini e degli adolescenti uccisi nella strage di Srebrenica hanno accolto con soddisfazione la sentenza di secondo grado del Tribunale dell'Aia che ha condannato all'ergastolo Radovan Karadzic. Nel primo processo al 73enne ex leader politico dei serbo-bosniaci erano stati comminati 40 anni di reclusione. I giudici d'appello hanno ritenuto inadeguata questa pena alla luce della gravità dei crimini e delle atrocità commessi da Karadzic a Srebrenica e a Sarajevo ai danni di decine di migliaia di musulmani durante la guerra in Bosnia dal 92 al 95. La Slovacchia è a una svolta. Nel ballottaggio delle elezioni presidenziali, sabato prossimo, si affronteranno l'attivista per i diritti civili Zuzana Čaputová e Maroš Šefčovič, vicepresidente della Commissione europea e rappresentante del partito Smer del premier Fico. Nel primo turno Zuzana Čaputová ha raccolto più del 40% dei voti, Šefčovič il 18%. L'affluenza è stata del 49%. Zuzana Čaputová è un volto nuovo della politica slovacca. Avvocato, difensore dei diritti degli omosessuali e delle minoranze, difende con decisione il diritto delle donne di poter scegliere in caso di aborto e per questo è stata attaccata dalla Chiesa cattolica, molto influente in Slovacchia. Il risultato ottenuto dalla Čaputová nel primo turno è il prodotto di un vasto movimento popolare nato un anno fa dopo il brutale omicidio del giornalista investigativo Jan Kuciak e della sua fidanzata Martina Kushnirova. Kuciak stava indagando sui legami tra l'allora premier Fico, il suo partito Smer e la malavita. La questione chiave di queste elezioni è il sistema giudiziario, il ritorno della giustizia in Slovacchia. Una questione posta con forza dopo l'omicidio nel febbraio del 2018 del giornalista investigativo Jan Kuciak. Un omicidio che ha mobilitato le persone e provocato manifestazioni di massa. A mobilitarsi sono stati soprattutto i grandi centri urbani, mentre nelle periferie il partito di Fico, Smer, ha continuato a gestire il potere con alleanze spregiudicate con i partiti conservatori e all'occorrenza con l'estrema destra. La mobilitazione popolare ha comunque provocato un terremoto politico. I cambiamenti sono iniziati con le dimissioni del primo ministro, del ministro degli interni e del capo della polizia e sono continuati lo scorso autunno quando molti dei leader locali di Smer sono stati sconfitti nelle elezioni regionali. Le elezioni presidenziali saranno il culmine della lotta tra coloro che vogliono equità e giustizia per tutti e coloro che hanno creato il sistema attuale e vogliono mantenerlo. La 45enne Čaputová è famosa in Slovacchia per la sua battaglia ambientalista contro la discarica di Pezno, il suo paese natale. Una discarica di rifiuti industriali che produceva inquinamento e malattie e che la Čaputová, con caparbietà, è riuscita a far chiudere. Penso che sia una buona politica e che sarebbe una buona presidente, anche se non mi piacciono tutte le sue dichiarazioni. Alla fine avremmo una presidente donna, una presidente simpatica che si prende cura delle famiglie e si preoccupa di trovare lavoro per le persone. Intanto la campagna per il ballottaggio si è infiammata. Čaputová insiste sui temi dei diritti civili e della riforma della giustizia. Il commissario europeo Šefčovič invece batte sul tema dell'immigrazione, difendendo la politica promossa da Fico di una totale chiusura delle frontiere. Mahert è uno dei 3 centri logistici di Budapest e una delle principali porte d'accesso delle merci in Ungheria. Qui la Via della Seta in un certo senso è già realtà e l'Italia è una protagonista. Nel 2018 60.000 container sono arrivati e partiti da e per Trieste, il doppio dell'anno precedente, una quantità pari al 40% del totale dei contenitori movimentati nel polo logistico. Il tutto è accaduto nel giro di pochi anni e a scapito dei porti del nord Europa per lo più. A far da apripista è stata Trieste Marine Terminal, società che gestisce il terminal container del Porto Giuliano e che nella capitale ungherese
ha aperto un ufficio dove lavora Carolina Semino, responsabile della parte commerciale. Il servizio è nato nel 2015, è stato riaperto nel 2015 e al tempo avevamo soltanto 2 treni e oggi, tanto per darvi qualche numero, siamo arrivati fino a 14 treni a settimana. Quindi questo vuol dire 14 treni in andata e 14 treni in ritorno. Le merci in arrivo via Trieste partono dall'estremo oriente, ci spiega il direttore del terminal Mahart di Budapest, Zoltán Fabian. I principali paesi di provenienza sono Cina, Giappone, Corea del Sud e India, ma c'è anche una parte che arriva dall'area del Mediterraneo, Turchia, Medio Oriente e Nord Africa. All'interno ci sono varie cose, materie prime, dispositivi elettrici o bobine d'acciaio, per esempio. Il treno ci mette 24 ore, questo vuol dire che per un cliente che ha del traffico dei container in arrivo dal Far East, dal momento dell'imbarco sulla nave al porto di Shanghai, per esempio, avrà un 4 settimane di viaggio in mare, dopodiché scarico a Trieste, carico sul treno e in 24 ore il carico qua. Quali sono i destinatari della merce? Spediamo le merci in tutta l'Ungheria, da est a ovest. I nostri principali clienti sono multinazionali come Hankook, Michelin, Audi, Mercedes, Lego. Mercedes-Benz Factory, Lego Factory. Tutte aziende con una presenza consolidata nel paese, la cui economia cresce con tassi compresi tra il 2 e il 4% negli ultimi anni, e sempre più le imprese che operano in Ungheria si affidano ai porti dell'Adriatico. 15 anni fa il porto più importante era Amburgo, ma con la crisi economica tutto è cambiato. La distanza tra Amburgo e Budapest è 1300 km. Siamo più vicini ai porti adriatici, Trieste, Capodistria e Fiume. Tra questi 3 i rapporti più stretti sono ora con Trieste, dopo che il progetto di collaborazione tra Ungheria e Slovenia per uno spazio nel porto di Capodistria è tramontato. Il governo ungherese sta trattando per un'area abbandonata a Trieste in regime di punto franco, caratteristica che lo scalo vanta da 3 secoli e che permette alle merci di essere considerate libere da dazi e da controlli doganali. Ma cosa farebbero gli ungheresi a Trieste nello specifico? La mia opinione è che la maggior parte del traffico via container è già trasportato via Trieste. Vedo molto più potenziale nel transito di beni agricoli, parti di auto o automobili intere, petrolio o prodotti chimici, che adesso sono sparsi in vari porti adriatici o nel nord Europa. Either in the Adriatic ports or in Rotterdam, in Hamburg North Sea ports. L'appuntamento è davanti alla facoltà di filosofia di Belgrado. Studenti e pensionati, volti giovani accanto a chi di proteste nella vita ne ha già viste tante. Da fine novembre ogni sabato proseguono le manifestazioni nella capitale serba, 4 mesi di proteste della piazza che è riuscita a mettere insieme la destra e la sinistra. L'obiettivo comune è le dimissioni di Aleksandar Vučić, presidente della Serbia e leader del Partito del Progresso, il partito conservatore al potere dal 2012. I manifestanti chiedono le dimissioni del governo e vogliono sollevare dall'incarico anche il direttore della TV pubblica serba, accusata di essere la TV del regime. Siamo qui per mandare a casa chi ci governa, ci spiega questo signore. Lui è un pensionato. Dobbiamo cambiare il sistema, dice, affinché i miei figli possano vivere in un paese più onesto e sì, anche io, per quello che mi resta, vorrei una vita migliore. Samo teatar, samo muzika, samo ono... Beže odavde, mladi gledaju što pre završe fakultet da se zaposle. Elena sta ancora studiando, la gente ormai fugge dalla Serbia, ci spiega, i giovani si laureano il prima possibile per poi partire e cercare lavoro all'estero, cui per noi non c'è futuro. Dal palco si susseguono i discorsi, poi il corteo si dirige verso il teatro per attraversare la città. L'inizio delle proteste il 30 novembre scorso, una settimana prima
prima a Kruševac, Borko Stefanović, a capo della sinistra serba, venne brutalmente picchiato dai uomini mascherati. Una settimana dopo la folla è scesa in piazza. L'aggressione contro di me è stata la scintilla che ha acceso la protesta. La gente manifesta perché non ce la fa più a vivere in questo paese. La corruzione è ovunque, i media sono controllati, non c'è libertà. La repressione viene perpetrata con l'uso della violenza. Da fine novembre i manifestanti non si sono più fermati. 1 su 5 milioni lo slogan del movimento, che settimana dopo settimana si fa sempre più numeroso. Un'onda lunga che unisce dietro allo stesso striscione riformisti, europeisti, nazionalisti, l'estrema destra di Dveri, il Partito Popolare, liberal conservatore di Vuk Jeremić, già ministro degli esteri dal 2007 al 2012. Belgrado, ma anche le altre città hanno rialzato la testa. Si sono rimesse in piedi perché sanno che la Serbia in questo momento è un paese senza speranza. La situazione economica è disastrosa. O si fa qualcosa o sarà troppo tardi. Non c'è più tempo da perdere. Lo slogan 1 su 5 milioni è riferito al messaggio lanciato da Vučić all'inizio delle manifestazioni, quando il presidente serbo disse che non intendeva cedere alle pressioni della piazza, anche se a scendere in strada fossero state 5 milioni di persone. Concetto ribadito nei giorni scorsi, quando la protesta si è fatta più dura e i manifestanti hanno fatto irruzione nella sede della TV pubblica con centinaia di poliziotti schierati in tenuta antisommossa. Dopo l'incursione alcune persone sono state fermate e arrestate. Il presidente Vučić ha ribadito: non permetteremo mai a una minoranza di 1.000, 2, 5 o 100.000 persone di prendere il potere solo perché è violenta. Intanto per molti l'unica fonte di informazione obiettiva resta la rete, come nel caso di questa famiglia che ha accolto la nostra troupe in casa per poter riprendere dall'alto ciò che succedeva davanti alla TV di Stato. Io ho sempre partecipato, ci spiega questo signore, forse non basta, ma se tutti i sabati si aggiungessero altre persone, alla fine potremmo essere tantissime e il risultato sarebbe più vicino. Ania e Maja sono 2 amiche. Spero che funzioni. E Maja aggiunge: forse bisognerebbe scendere in piazza non solo il sabato, ma tutti i giorni. Futurismo, dinamismo e colore. Questo è il titolo della mostra allestita nel Museo di Arte Contemporanea di Zagabria in occasione della Giornata del Design Italiano. Una mostra ambiziosa e ricca, una rassegna antologica di un movimento fondamentale per lo sviluppo dell'arte italiana e mondiale. A curarla è stato Maurizio Scudiero. Esposte 103 opere, anche sculture e prodotti industriali, create dal 1911 al 1942. Ovako velike I zanimljive izložbe futurizma još nije bilo ni u Zagrebu. Una mostra così ricca e interessante sul futurismo in Croazia non è mai stata allestita. Il nostro museo presenta lo sviluppo dell'arte contemporanea croata dal 1950 ad oggi. Naturalmente quest'arte è stata condizionata in modo determinante dalle avanguardie del Novecento. Per questo, negli anni scorsi, abbiamo ospitato 2 importanti mostre sul futurismo russo e sulla Bauhaus, a cui ora si aggiunge questa antologica sul futurismo italiano, soprattutto sulla sua dimensione pittorica. A promuovere la mostra sul futurismo sono stati il Ministero degli Esteri e l'Istituto di Cultura Italiana a Zagabria. Ma perché all'Italia conviene investire in cultura? Questi avvenimenti culturali cosa producono? Proietta un'immagine dell'Italia quale paese di cultura, quale paese dalla forte tradizione culturale, mi permetto di dire di superpotenza culturale, e ha delle ricadute su tutti gli ambiti di collaborazione fra i nostri paesi. In buona misura opera anche da traino su altri settori, rivelandosi un valore aggiunto per la promozione complessiva degli interessi italiani nei paesi in cui investiamo in cultura. A visitare la mostra sono soprattutto giovani, una gioventù istruita, interessata all'arte, e in Croazia, una nazione in cui il ricordo della guerra degli anni 90 è ancora vivo, i giovani reagiscono in modo inaspettato alla glorificazione futurista dell'esperienza bellica. I motivi di questi quadri, le macchine, gli aerei, i bombardamenti, provocano emozioni forti, anche tenendo conto del tempo in cui sono stati creati.
Questi quadri imbarazzano per questo tentativo di dare una patina di romanticismo alla tecnologia della guerra. Vidi se povezano sta sa nekim ratom. Si nota questo insistere sulla guerra, questa ossessione della guerra. Forse è un po' troppo accentuata. Mi disturba questa fissazione con la guerra. A Zagabria sono esposti, tra gli altri, dipinti di Boccioni, Carrà, Funi, Baldassari, Balla, Prampolini, Lega, Corona. I visitatori poi riconoscono e si entusiasmano soprattutto per le celebri pubblicità ideate da De Pero. La mostra rimarrà aperta fino al 20 aprile.